Sono 40 i profughi arrivati in provincia di Vicenza negli ultimi 3 giorni e altri sono attesi nelle prossime ore. Arrivano quasi tutti dall'Eritrea. La prefettura ha cercato di smistarli in strutture di ospitalità in una decina di comuni, da Schio a Bassano, da Tezze a Breganza e naturalmente a Vicenza. Dai sindaci però è arrivato subito un coro di no. I primi cittadini se la prendono con l'organizzazione, con i pericoli legati all'arrivo di queste persone disperate, senza che si pensi al loro futuro. Un no deciso, comunicato oggi anche da una lettera al prefetto, arriva dal sindaco di Vicenza. Il capoluogo alza la voce. La politica o la solidarietà non c'entrano. Nel 2011 ne erano arrivati 46, quasi tutti clandestini. No, questo è un cattivo modo di operare. Bisogna che lo Stato identifichi le persone, questi disperati che arrivano, e li distingua tra quelli che hanno una qualche forma di diritto di rimanere in Italia e in Europa, e allora a quelli diamo una mano anche noi come comuni, no? Rispetto a quelli che non hanno nessun diritto, e a quelli che non hanno nessun diritto devono essere rimpatriati forzatamente. Per motivi diversi, ma tutti legati all'impossibilità di aiutare stranieri prima dei propri cittadini, l'ospitalità viene dirottata altrove anche dal sindaco di Bassano Cimatti, di Schio dalla Via e di Breganze, dove in 3 sono stati ospitati da privati, e poi da quello di Tezze. Il primo cittadino, Valerio Lago, si lamenta per non essere stato informato in anticipo. Il suo rifiuto è netto, non ha risorse nemmeno per i cittadini, ha affermato. E così 8 eritrei sono stati accompagnati dai carabinieri di Rosà, prima in un albergo, poi a Pove, ad accoglierli i responsabili della Confartigianato, che 2 anni fa avevano partecipato a un progetto pilota per l'inserimento lavorativo dei migranti e che ora non vogliono essere coinvolti nella polemica. A Vicenza abbiamo fatto 2 anni fa un progetto per il reintegro di alcuni extracomunitari. Io non lo so se sulla scorta di questo siamo stati visti come un'associazione in grado di poter gestire questi 7 che sono sbarcati pochi giorni fa. Noi abbiamo solamente gestito una notte, siamo stati informati come Confartigianato Vicenza direttamente dal prefetto, quindi abbiamo fatto solamente un'opera di dare una notte a 7 persone. A dare accoglienza sono state così le strutture private. A Bassano Casa Colori ha accolto una decina di profughi. Quest'uomo, sulla Trentina, che rifiuta la telecamera, è arrivato pochi giorni fa dall'Eritrea, parla qualche parola di inglese, ha viaggiato con persone del Sudan e della Libia, ha lasciato una situazione drammatica nel suo paese, sogna un futuro. L'Italia non è il paese del Bengodi, dove si viene e si danno vitto e alloggio gratuito e non si lavora. Non è così. L'Italia è un paese fondato sul lavoro. Vale per gli italiani e vale per gli stranieri che volessero venire nel nostro paese.